Desiree! Carissimo, Guarda come quanta stai? gente, ma hai visto che c'è la signora Bene. Ladduca? Signora Ladduca, come sta? Chi è Ladduca? E ci vengono a Signora trovare, Ladduca? ti vengono da tutta l'Italia. Ah, da tutta l'Italia Da tutta addirittura. l'Italia. C'è la signora Brambrilla che viene da Milano. Brambilla. Sì, allora, È qua? oggi ti devo dire tipo che Stai fermo, però. la puntata. No, aspetta, guarda, quando ti parlo, No, guarda, ma non mi sa- toccare, aspetta, dai, no, mi dà girati così, fastidio. dai. No, no, Aspetta, dai. oggi Ma la che puntata sai fai? che cosa? Guardami. Oggi l'ingrediente non Ma te non mi toccare, perché le mani addosso? in Sì, questo- dico, ma l'ingrediente di oggi ti voglio dire qual è, capito? Oh, che cavolo! Brava, non mi brava, toccare. che cavolo! Brava! Avete visto, io l'ho fatto dire io, camera mia, sono proprio uno che ci va così. La No, puntata di pazzo, oggi è ragazzi, che cavolo. che cavolo. Lo dico alla camera tua, Non camera è- sua, non è che normale. cavolo. Ma che cavolo sì, Camera che mi tocchi la centrale, faccia che tutto il cavolo. tempo. E ora permettimi. Ma non potevi dire, scusami, Permettimi. permetti cosa? La picceretta, A piccerina chi? la camera centralina. Ciao Gioia. Ma che c'entra Ti la voglio centralina? bene, Ti da voglio quando sei qui bene. con noi è tutto un altro mondo. Va bene, cominciamo. Ma la così. gente non lo sa. Cos'è che che non- ci sono le telecamere, la piccerina. La gente che ne sa che cos'è la piccerina? La piccina è l'ultima arrivata che è figlia della centrale, per cui è la centralina, capito? Non sei contenta di questo? Che devo dire? Te la- No, 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 il dito no. Allora, Il dito no. oggi facciamo questa preparazione a base di cavolo. E Cavolo facciamo e tanti altri ingredienti. involtini vedo. diversi, che li abbiamo già fatti, Sì. ma quella volta li abbiamo fatti con carne, questa volta li facciamo con il riso. Il riso, ottimo. Sì, il riso, Il riso. sì. Poi facciamo uno spaghetto con cavolo viola Viola. e ok. parmigiano, bellissimamente. E poi facciamo uno sformato di cavolfiore. Sformato di Pasticcio cavolfiore. di cavolfiore, come se fosse un Bene. pasticcio di lasagna, però è di cavolfiore. Vedi, Ti quindi è piaciuto? cavolo, E allora, però cominciamo ricette con particolari. preparare il condimento per la pasta. Per la pasta. L'acqua nel fuoco, il Sì. fuoco nell'acqua, prepariamo. Prepariamo. Abbiamo due modi. O scrostiamo così, togliamo le foglie in questo modo, vedi? Sì. Così. Nel frattempo tu mi prendi una padella. Una padella, che padella Tu apri vuoi? che te lo dico io. Quale vuoi? Va Questa? bene? Va bene questa, Questa. ecco. Vedi, mettila qua, mettila qua, mettila qua. Sì, allora, Stacchiamo quindi- così, stacchiamo le foglie e mi devi credere che questo cavolo è come se fosse nero di seppia. Perché In che ti senso? sporca tutte le dita. Sporca questo, sì. Ah, voglia. Fammi vedere le Ecco. mani, vediamo, guarda, c'è già del viola. Esatto. Viola. Viola da vedere, viola da sognare. Potevo tagliare E tu non lo puoi tagliare a pezzetti, no? Devi tagliare proprio le No, volevo foglie. tagliare direttamente per conservare il cavolo intero. Ah, per poter dire, ok. e che cavolo. E che cavolo. Poi lo mettiamo qui, Quindi hai praticamente dichiariamo staccato. al nostro pubblico che è tutto rigorosamente sporco. Certo. Va bene? Ora con il dito che hai, Sì, che devo potresti fare? mettere dell'olio in questa padella. Sì. Mi schiacci, Ti schiaccio. voce del verbo ti schiaccio. Mi schiacci Mi schiaccio un aglio. bello spicchio d'aglio. Così. Quindi lo facciamo incamiciato, giusto? Incamiciato, sì. Puoi anche Incamiciato. togliere, no? Puoi anche togliere perché. Tolgo o no? Tolgo, Lo tolgo tolgo? perché poi lo frulliamo, capito? Ok. E andiamo a preparare questo primo condimento. Alla via così. Quindi spaghetti facciamo, abbiamo Oggi detto. i nostri telespettatori vedranno un po' di tagliere viola. Potremmo fare un bel Aglio. film. Allora, aglio. Aglio, metti Che film dentro. vuoi fare? Il tagliere dal colore viola. E che cos'è? Oh, no, è venuta così, ma poteva essere carino, dai. Dopo che abbiamo tagliato Il questo cavolo. cavolo julienne, facciamo lì, mi metti anche delle acciughe, Gioia? Là ci sono Ah, le direttamente, acciughe, guarda, mi Due, fai tre cucinare filetti di oggi, acciughe. pazzesco, allora, quindi. Ma adesso o Adesso, aspetto già- che si no, scalda? No, va bene, così si appassisce benissimo. Quindi Così. mettiamo 2 o 3 filetti Sì, d'acciuga, hai 2 o 3 detto, filetti, giusto? sì. E allora, E 3. guarda, questo era per le acciughe, vedi, lo vedi? Però va bene. Metto 4? Eh sì, a votare se vuole votando un abbondantis. Ce l'hai un po' di pane per le Sì, acciughe? esatto. Se No. pare, via volessi mangiare. Vabbè. Non è che scherza, lei dice vero. Ok. Allora, sì, quindi Stiamo olio e facendo- acciughe e l'aglio. E l'aglio.
Questo è quello un po' amaro di sapore? Cosa? Mica tanto. No. Ecco, ora che stiamo andando, andiamo a mettere il cavolo Questo cavolo a pezzetti. viola. Visto come mi sono diventate le dita. Pazzesco, sì. Guarda. Chi accenderà adesso, a chi vedrà adesso la trasmissione, sai che dirà? Ma non si lava in mano? Non si lava No, le mani. questo. Ecco. Mettiamo Non se le questo, lava, non se le aggiungiamo lava. del sale, Sì. così. Un po' meno perché l'acciuga ci È dà salata. quel tono di salazione. E lasciamo andare. E lasciamo andare. Lasciamo andare così. In questo modo. Io però mi devo lavare le mani perché Lavati così le non so mani. lavorare. Sì. Aspetta. Allora, quindi lui praticamente deve cucinare in questo modo, così. Filo d'olio, aglio, dei filetti di acciuga che si sono già sfaldati praticamente. Certo. E poi il cavolo viola. Ecco qua. Ho cercato di pulire un po' le mani. A questo punto sai che facciamo? A questo punto che Aggiungiamo facciamo? un po' d'acqua. Un po' d'acqua di Salsa. cottura. E facciamo andare avanti. Mentre lui va avanti, noi ci facciamo un'altra preparazione. Un'altra ricetta, dai, facciamo. Un'altra preparazione. Andiamo a preparare il riso Sì? per il ripieno dei ripieni dei cavolati di verza. E noi ce l'abbiamo già Innanzitutto, pronto, giusto? Qui c'è la verza, giusto? Sì, La sfogliate in questo modo, capito? come dei petali. Come dei petali, così, vedi? La sfogliate e la mettete a bollire in acqua, non più di 2-3 minuti. Senti, com'è che E così otteniamo verde? quella. C'è È così quella verde storia del perché ghiaccio? la parte iniziale No. e poi l'ho messa in ghiaccio per cui fissa la clorofilla. Fissa la clorofilla, Il importante. colore così, esatto. Prendiamo una patella, questa di qua, così. Sì? Spostiamo questo di qua perché adesso noi lo andremo a finire di preparare, ma io potrei stupirti con effetti speciali. Perché? Ce l'ho già pronto. No, dai, Sì, ce l'ha già pronto, ma mi sì. spieghi com'è? Così, questa è la cottura, io l'ho fatto La in cottura è così, però E ora lo finiremo quando faremo la pasta. dopo quanto tempo? È almeno una ventina di minuti perché deve un po' appassire. Una ventina di minuti aggiungi il sale, così, tranquillo. lui sereno, E io ti semplice faccio semplice. vedere che tu magari dimmelo, Totino, non ci credo. Totino, non ci credo. Invece L'hai sì. fatto già, fammi vedere. Ti stupirò con effetti effettati. Ah! E questo è il cavolo già pronto. Cavolo già pronto. Allora, stessa poi- procedura, 20 minuti. E lo lasciamo qua. Questo lo A andremo a cucinare. finire, sai quando? Quando sarà pronta la pasta. Quando sarà Lo pronta la finiremo pasta, va bene. live. Possiamo solo fare un'altra cosetta, ma la faremo più avanti. Innanzitutto andiamo a Beh, preparare noi ti questo seguiamo, condimento. dai, noi ti seguiamo. E allora prendiamo la salsiccia. Allora, quindi stiamo preparando gli involtini di verza, giusto? Sto preparando il condimento per gli involtini. Il condimento. Andiamo a togliere la salsiccia dal budello. Sì. Quale altro termine potrebbe esserci? Ma non sta bene. Che cosa? Budella. Sbudellare, vabbè, quello è, ragazzi. Lo so, però oggi c'è il politicamente corretto, non puoi dire più niente, non puoi fare più. Ma tu lo sai che c'è il politicamente corretto? Sì, vabbè, ma che c'entra? Come Aprire che il c'entra? budere, è un politico qua la salsiccia, che c'entra, scusa? Avete sentito? Che c'entra? Come c'entrava? Io ho detto il politicamente corretto e lei ha detto che la salsiccia è un Che politico. cosa c'entra la salsiccia con la politica? Vabbè. No, il politicamente corretto non è la politica. Lo so che il cos'è. politicamente corretto è l'essere politicamente corretto. Lo so, scherzando. ma pure io ti sto prendendo in giro. Scusa un attimo, lo prendi col cucchiaio? Questo? Centralina non lo sapeva. Lei dice così, ma non lo sapeva. Che hai detto, scusa? No, dicevo, stiamo preparando questo composto. No, della hai detto sal- una cosa alla centralina. Ho che sentito non centralina, sape- hai no, detto? Centralina, pronta, centralina. Chi era? Così, Il regista? scherzavo, sì, Ti scherzavo. chiamava? Sì, scherzavo qua di pronto, centralina. Vabbè. Capito? Come vedi, Allora, non stiamo va bene, mettendo sbudelliamo molta- la salsiccia. Non stiamo mettendo molta salsiccia. Sì, e la facciamo praticamente Ci così. darà questo sapore. Si deve maiardare, ragazzi. Si deve un attimo maiardare. Allora, Quindi- questo va detto a tutte le camere. Cosa? Camera mia, c'è stato in questo momento la nascita di un neologismo. Camera sua è nato un neologismo. Che Camera spettacolo. centrale è nato il neologismo. Avvicinita, Scusa. avvicinita, gliel'hai detta avvicinita. Amica,
È nato un neologismo. Più piccolo di te. Si deve magliardare. Allora, si deve... Ma sai che ieri ho fatto del filetto e non mi ha fatto la reazione di Maillard. Perché vuol dire che la piastra era fredda. Poi mi spieghi cosa sarà successo. La piastra era fredda. Vabbè, allora quindi la salsiccia la mettiamo così, Così, privata così. del suo budello e senza Privata del niente. suo budello. Privata del suo Ah, è budello. bellissimo, privata del suo budello. Ma Privata oggi chiave, del oggi suo ci voglio budello, tipo, ragazzi. me lo dai il riso privato del suo riso. Il riso privato del, Del suo amido. il riso privato del, Del suo suo amido. amido. Prendiamo il riso privato del suo amido e lo mettiamo qua. Mi dai un po' di olio privato Sì, della sua oliva? della sua oliva. E abbiamo messo Che l'olio scemo. privato della sua oliva. E poi cosa? Mi dai un po' di sale privato del mare? Allora, troppe privazioni in questa ricetta. Mi dai un po' troppe. di pepe privato dello La smacinatore? smetti, No, dai. ormai è tutto privato. E voilà. Allora, questo cos'è? Il ripieno degli involtini di ripieno degli verza. involtini, guarda. Abbiamo spiegato che li prendete e li mettete in acqua, l'acqua salata o non salata? Cosa? Per fare questi. Certo, salata. Salata. Salata, L'acqua sempre un po' salata. salata. Però non molta, Non molta, giusto Non per molta, togliere- io lo spiego semplice. Che poi il sale certe volte fa. Perché se c'è qualcuno a casa come me che Giusto. si perde nelle Ma cose, non giusto? credo ce ne siano tante come te. Non ce ne sono tante, no? E meno male. Vabbè. A proposito, E allora? ieri ho fatto una ricetta e ho guardato su Sicilia Play Bravo, tutti i vari passaggi. bravo. Io mi prendo questo perché mi serve e faccio così. Quindi, Vedi? L'unione dei popoli. Cavolo bianco e cavolo scuro, l'unione dei popoli. vabbè, Mi piace questa cosa. l'unione dei popoli. Ora che l'abbiamo Mamma che fatto ripieno. questo, senti il profumo che fa. Fatto Lo vuoi che lo assaggi? No, Dai, perché non no? è questo il momento dell'assaggio. Non è questo il momento, va No, bene, ci sta. no. Allora, A questo salsiccia punto- privata del suo A budello. questo punto prendiamo No, metti questa anche meravigliosa quella. scamorza e vabbè. Così, così. E anche un po' viola perché il coltello era sporco. Non si assaggia prima dell'assaggiamento. Direzione, Daniela, ascoltami. No, non è possibile che lei assaggia le cose, non è educazione. Mia nonna diceva che prima di mangiare, anche mia madre lo diceva. Che diceva? Questa arriva e mangia. Prima di tutti. Che diceva? Mia madre me lo diceva che sta si mangia a te con tutti i rotti, si mangia. E io non ci volevo Ma credere. che dice mia madre? Ma chi L'altra la volta- conosce? Chi l'ha mai conosciuta? Ah, tua suocera. Mai conosciuta. Ah, vero? E quando Mi hai saputo, sarebbe piaciuto. E quando hai saputo la pensione che prende? Cosa hai fatto? 8.600 euro. Cosa hai Vabbè, fatto? 8.600 euro, Sei ragazzi, piacere, scusate, di eh. pensione. D'altronde lei è sola, cosa fa con Esatto. 8.600 euro? Questo, Cioè, questo composto, però si deve raffreddare, se no non Se è no, serrato. non è serrato. Dimmelo, Totino, ma può essere che è Totino, ma pronto? può essere che già è pronto L'hai per caso? indovinato, È l'hai possibile indovinato. questa Signori, cosa? ma questa femmina, ma scherziamo. Oggi voliamo, ragazzi, Dai. oggi questa puntata Ecco voliamo. qua. Guarda, Ah, e questo, vedi, eccolo. raffreddandosi. Sì. Ora noi facciamo una Quindi- cosa, guarda. Prima di andare subito in pubblicità, Che prima facciamo? Ne subito, prepariamo uno? Ne facciamo uno, così facciamo Dai, vedere più o meno. allora, Così durante la quindi- pubblicità li abbiamo tutti pronti, capito? Dai, Guarda. sì, la verza. Mettiamo questo. Il ripieno privato del frigorifero. Sì. Così, Ah, fai l'involtino, con la tecnica quella Così. dell'involtino. Destra, sinistra vediamo e rotoliamo. e rotoliamo. E così. E abbiamo fatto i voti. Dai, li Per gli facciamo. altri andiamo, consigli per i consigli. Andiamo, facciamo noi Aspetta, nel frattempo e li nel facciamo. frattempo li finiamo. Consigli per i consigli. Consigli per i consigli. Ciao. Desiree, ora io questo Ma lo sono metto al stupendi, forno. bellissimi Lo metto al forno. sono. Ci andrebbe un altro? Ci va, qui ci va un altro, fallo. ci entra, lo faccio io. Ma non Vabbè, posso farlo, dai. come faccio? C'hai problemi all'udito? C'ho problemi C'ha al problemi dito. all'udito? Mi senti adesso? Al dito ce l'ho C'ha scemo. problemi all'udito? Che c'entra Allora, l'udito? leva questa parte tronzesca. Allora, Leve così, tagliala così. ok. Mamma mia, c'ha una me la mette dove non la Allora, deve. questo lo prendo col cucchiaio io, guarda. Fai come vuoi, perché c'è il dito te. Così, No, vabbè, così ne facciamo 15, 15 così. ne facciamo. No, aspetta, devo togliere un po'. Ne fai 15, Così con va questo bene? 15 ne fai con questo, questo. Questo. Questo, bravo. Troppo poco. Vabbè.
Un altro poco. Che ridi, è spiritoso, guarda, così. Ok. E adesso chiudiamo. Chiudiamo. Aspetta, sto compattando. Esatto. E noi domani ce ne dobbiamo Allora, andare. guarda, Chiudiamo. guardate come si fa. Chiudiamo. Lo spiego io, che lo spiego meglio, guarda. Brava. Destra, sinistra Chiudi così. e poi praticamente aggnutticato su se stesso. Cioè, vuoi del verbo? Cioè, Agnu- capito? Rende Questa l'idea, di non qua. si capisce, se no. Ora avvolgi questa. Aspetta, mettiamo Dai. il bacon, giusto? Dai. Ragazzi, con un dito in meno, ma la bravura. Tu Allora, non mi dici niente. a che dobbiamo dire? Ecco Niente qua. mi dici. La posizione è quella giusta. Questo pezzettino di mozzarella glielo mettiamo. Mozzarella messa qui, un filo d'olio messo. No, Brava, ci mettilo, sta di mettilo, sopra sì, o sì, qua? sì, sì, Di sopra? Ma sopra tutti? No, già gli altri gliel'ho messo. Questo va bene così. Per sì e per no. Poesia, che cos'è? Poesia. Spolveriamo in questo modo Involtini, così. come si chiamano? Involtini, Involtini di verza? verza con il riso. Involtini, no, una cosa più, dai, involtini di verza con il riso. Eh? Involtini, una cosa più. Una cosa più. Dai. Involtini di verza on the rice. Vabbè, on the rice. No, on the rice, under the rice, first the rice. For the rice. Andiamo avanti. Vabbè, ok. Questo lo involtini possiamo di verza, togliere. ragazzi. Ok. E l'acqua sta partendo E la l'acqua bollitura. sta partendo per Mi fare. dai per favore il sale? Sì. Esatto, eccolo qua. Mettiamo il sale nella pasta dove andranno Sì, gli spaghetti. Gli spaghetti. Nel frattempo io prendo una bowl Sì. Prendila e che facciamo? e ti dico cosa facciamo. Prendo questa bowl, Sì. metto del parmigiano, un cucchiaio per favore, un cucchiaio per favore, ma dai un cucchiaio, ma dai un Certo. cucchiaio. Qua così, 1, 2 e 3. E 3. Dopodiché defrost e prendiamo un poco di acqua della pasta. Sì, quello è parmigiano proprio? Parmigiano, sì, assolutamente parmigiano. E andiamo a fare una crema. E non fila, giusto? No, perché non è calda al punto. Mi dai un altro poco di parmigiano, mon amore? Con le cucchiare, un altro cucchiaio. Cioè deve essere calda ma non caldissima. Brava. Perché altrimenti è un disastro come è successo a me, giusto? I Metti. bambini aspettavano Metti, la pasta metti, ai cara. 4 formaggi E gliene è venuto uno solo e filante. poi dice È nato al poco, un altro è una solo? ricetta di Totino e è così la ricetta, che Ok, volete? perfetto. L'ho fatto- Capito! La colpa era di Totino. C'è una cosa Grazie. tutta- Mi pepi un po' di pepe. Vabbè. Tu lo dovevi spiegare, calda ma non bollente, Esatto. giusto? Che ridi? Non rido, non rido. E abbiamo fatto un altro preparato che ci servirà per la pasta. Per la pasta. Basta. Ok, e lo mettiamo da parte. Così. Per la pasta la prima, per questa, per gli spaghetti? L'unico, sì, brava. Adesso dobbiamo preparare il pasticcio di broccoli. Pasticcio di broccoli. Io E i andiamo. broccoli non so mai come cucinarli. C'è broccoli che poi è cavolfiore, se no mi Cavolfiore, rimprovera. cavolfiore, La signora cavolfiore. Mariella mi ha rimproverato. Io l'ho capito? fatto scaldato ieri. Sì, sì, la Che ha signora detto la Mariella signora mi ha Mariella? rimproverato. Non si chiama broccolo, il broccolo è quello verde, Avevi quello ragione si chiama la signora cavolfiore. Mariella, cavolfiore. Ha ragione la signora Mariella, però io ho una vita che a Palermo lo chiamiamo così e me lo deve fare chiamare in un altro A modo. Palermo sono particolari, signora Mariella, che vogliamo fare? E sto aspettando, vedi, così. Desiree, Allora. adesso prendiamo una teglia e prepariamo il pasticcio di
Pasticcio di cavolfiore. Che in pratica è come se facessimo un pasticcio di lasagne, però diverso. Ok, allora l'abbiamo affettato. Questo l'abbiamo affettato, l'abbiamo fatto, come si dice, accotturare. Accotturare, quindi Mi dai un po' di olio? leggermente, diciamo, cucinare così. Cucinare, accotturare, un po' di olio che lo mettiamo qui e andiamo a mettere il cavolfiore così. Quindi così a strati, come se fossero delle lasagne, come hai Bravo. detto, giusto? Nel frattempo abbiamo preparato la besciamella. Ok, È inutile lo facciamo rivedere, tanto il nostro pubblico lo sa, devo sa di andarla a che si comprare. tratta. Brava. Che odiosa questa donna. No, non Che è vero. odiosa. La besciamella fatta in casa è tutta un'altra Ah, cosa. lo sai dire questo? Lo so dire, lo so. Ora perché tu lo fai pure, per questo lo dici. No, io ti chiamo e ti dico, Totino, me la prepari la besciamella? Abbiamo fatto questo primo strato e andiamo a mettere, abbiamo fatto questo strato, Sì. andiamo a mettere del salame, nel frattempo abbiamo gli spaghetti, Gli spaghetti sono là. messi giù. Questo Allora, quindi lo smesciamo stratifichiamo un poco. filo d'olio, questo cavolfiore Bello, affettato e bello, dai. leggermente arrostito. Mettiamo il salame. Così, così. Poi andiamo a mettere un po' di provola piccante. Ma che bontà! Senti, ma questa è una tua ricetta, dimmelo. Sì, diciamo che l'ho variata, sai da che cosa? Da che cosa? L'ho variata dai cattivelli affogati. Ah, i cattivelli, vero? Sarebbero i bastardi affogati. I cattivelli, ragazzi, in TV, dai, ma che è questa Però l'ho roba? fatta in un'altra forma. Siamo in TV. Capito? E l'ho fatto così, guarda. Questo qua. Questo che formaggio è? Non devi toccare! Daniela! Così apro, Tu non così sei la apro. responsabile, Daniela. Me la cambiate questa parte, Daniela? È quello piccante, come Ah, si va. chiama? Come si chiama? Provola piccante. Hai sentito che ha detto Daniela? Non ne troverai mai uno uguale, meno male. Questo lo buttiamo grossolanamente così, Sì. capito? Sinceramente ne abbiamo tagliato poco perché questo andrebbe totalmente coperto. Riempito. Poi fatelo Però un po' perdonateci, meglio. ma ora il tempo che è a questo punto abbiamo preparato la besciamella. Besciamella che va Mi fino dai il a cucchiaio grande, mi dai il chiudere. cucchiaio grande, il cucchiaio grande, me lo dai il cucchiaio grande. E andiamo a finire con la besciamella. Besciamella. Che bontà. Noi ragazzi ve l'abbiamo fatto vedere, lo strato superiore doveva essere notevolmente con più broccoli, ma abbiamo fatto così per questione di tempo, però Però dimmelo Totino, non ci credo. non ci credo. Cosa? Che cosa? Dimmelo, non ci credo. Non ci credo. Di. Ne hai fatto già? Ne hai fatto un altro? Sì, No, è già non in forno, vero. pronto. Dai, ma veramente dici? È già in forno Ma pronto. perché questo quanto tempo cucina? Questo poco, perché è deve rimanere croccante, in precottura, come te l'ho fatto vedere io. A questo punto Sì? lo passiamo al forno, veramente. Quanto sta? Lo il mettiamo al forno? forno. No, lo mettiamo. Lo vuoi vedere quello già pronto? Lo voglio vedere, E anche dai. gli involtini. Sì, cavolfiore pasticciato. Te li ricordi quanto questi? sta in forno? Questi te li ricordi? Questi sono gli involtini Allora, di deve Versa. stare 10 minuti, massimo 15, a forno caldo. Ora pensiamo alla pasta. Ora pensiamo alla pasta. Dammi la pinza e diamo una... Non Signori, si stacca. Non si stacca. Non si capisce più dove viviamo. Allora, quanto ne hai messa di pasta? Ah, Giusto per capire. giusto per assaggiare. Per quante persone? Giusto per assaggiare. E ora facciamo questa operazione. Sì. Togliamo il tappo e andiamo a mettere il tutto qua. Questa cos'è? Questo è il cavolo viola che avevamo preparato all'inizio, Brava, giusto? per la pasta. Per la pasta, l'avevamo messo da parte, adesso che facciamo? Lo frulliamo. Lo frulliamo per farci una bella salsetta. Per farci una bella crema. Ritocco. Sei. Ma il peggio, camera tua, il peggio non è che io faccio, ma il peggio è che lei mi accende e mi Ma è spegne veramente. l'interruttore, scusa. Ergo, c'è un vecchio motto che dice: è più cretino carnevale o ci vado a piedi? Carnevale, più cretino. È logico, no? E ci siamo. Ecco. Allora, sì, quindi crema di cavolo viola per Crema questi di- spaghetti che stiamo preparando. Lo vuoi sentire il profumo? Sì, fammi sentire, vediamo. Non assaggiare, sentire il profumo. Fammi sentire il profumo. Sentire il profumo, voce del verbo sentire il profumo, ma non mangiare.
Buono. Ecco qua. Mettiamo questo sul fuoco. Allora, ci siamo quasi, dai Così. che ho fame. Ci siamo quasi. Prendiamo una nocella e burro. Una nocellina proprio così. Sì? Mi dai il composto che abbiamo composto? Questo? Sì, grazie. Aspetta che prendo la cosa che avevi lasciato nella bowl. Mettiamo questo composto così. Sì? Quindi un po' di burro. Il composto del... Guarda Composto, che bello viola. così. E la pinza. E facciamo questo lavoro qui con la pasta ancora molto al dente. La salti lì. La finiamo qua così. Voilà. Così. Ah! Attendez. Voilà. In cucina. Ecco, fino all'ultimo spaghetto. Ok, quindi adesso che facciamo? E adesso te lo faccio vedere. Abbiamo fatto questo, togliamo questa, Togliamo questa. la mettiamo qua. No, E non anzi, metti ci acqua serve, qui, ci serve, metti ci un serve. po'. Ci può servire dell'acqua ancora. Ok, manca l'acqua e ce la mettiamo. E gliela mettiamo. Così. E lo facciamo cocere. Mm. Va bene? Guarda. È mezza cottura questa, Sì, quindi? mezza cottura, sì, perché la dobbiamo finire qua. Ok. È Guarda che colore sta diventando la pasta. bellissima. E secondo te perché sta diventando viola? Perché c'è il cavolo viola. Non se l'aspettava nessuno questa risposta. Ragazzi, ma vi rendete dove arriva il quoziente intellettivo? Ma la smetti? È impressionante. Alla mia domanda perché diventa viola? Perché c'è il cavolo Perché c'è viola. il cavolo viola, certo. Credimi, non se l'aspettava Che nessuno. prima era un violetto più chiaro, devo E dire, guarda, no? ora tu guardala. Hai visto? Ho visto, Adesso pronta. impiattiamo. Impiattiamo, dai, E sono mi pronta. devi prendere uno chapeau de parrain. Il cappello del prete, va bene. Le capisce le cose, io non me l'aspetto. Ma le Simpatico. capisce. Vai, Questo è allora. le chapeau de parrain. Prendiamo il mestolin. Andiamo a raccogliere un petit peu Andiamo a di pasta. raccogliere. Poi anche piuttosto semplice questa da fare, eh? Certo. Veramente tutte le nostre ricette sono Ora semplici. ti dai. dico com'è. Se ne vale la pena, diciamo, di O di no, o di sì o di no. replicare. Va bene. Mm. Così almeno gli altri l'assaggiano pure, se no te la mangi Pronta? tutta. Ferma! Devi pulire lì? Ferma. Sì, una pulitina qua gliela diamo. Guarda. Ok, va bene, anche se non è Pronto. pulito devo fare un'altra cosa. Che devi fare? Cucchiaio grande, il cucchiaio grande, il Ah, cucchiaio c'era grande. questa Il di cucchiaio cosa? grande, il Quella cucchiaio crema grande. di parmigiano che avevamo fatto prima. Sì. Guarda, adesso questa qua andiamo Tocco a colare. finale, il tocco finale. Il tocco di classe, mamma mia. E il piatto è pronto. E il piatto è pronto. Allora, Benissimo. quindi Togliamo tutto togliamo tutto, è il momento di assaggiare. e passiamo all'assaggio. Giusto? Aspetta che puliamo un attimino. Cioè, mi credete veramente? Vabbè, non c'è bisogno, dai. Io non immagino quando Desiree era incinta, non lo immagino. E non lo immaginare, che è E meglio. mangiava, e pensate quando aveva i gemelli. Vabbè. Va bene. Hai finito? No, vai. Quindi, Anche- questa cos'era? prendila un po' meglio. Come si chiamava questa? Questa è spaghetti alla chitarra con cavolo viola e crema di parmigiano. Buono. Eh? Merita, merita. Poi il colore, guarda che bello. Eh, Il colore e il sapore anche, eh. sì. E c'è Angelo che fa così, il cameraman ti fa così, a te. Ma che vuole E sto vuole che cameraman? guardi la tua camera, te ne vai nelle camere degli altri, che cosa vuoi, scusa? Ma sto mangiando. Camera mia Non si disturba non è mentre si all'altezza. mangia. Va bene, hai finito? Che passiamo avanti? Ma che vuole che mi fa gesti, cose? Vabbè. Prendo i piatti per l'altro Allora, assaggio. va bene, questa è buonissima, ragazzi, la potete fare. Va bene, la potete fare. Basta, Provatela. basta. Gliele devo togliere. Allora, Poi. Acchi
calda? Allora, va bene. Adesso prendo quello che ha fatto Desiree. Il più bello, cioè, quindi. Assaggia, Desi. Allora, involtini di verza, Con riso. salsiccia, bacon No, e bacon e e mozzarella. provola. Provola. E mozzarella. Bastava un assaggio. Allora, ti posso dire una cosa, guarda, questi li faccio stasera, Va bene, promesso. ok. Me li posso portare quelli Sì, là? beh, mangiati pure questa, peccato. Pronti? Ah, ecco, li fai stasera. Li fai vedere perché... Va bene. Togliamo anche Buoni. questo e ora passiamo all'assaggio Vale del la pena? pasticcio. Perché uno dice il pasticcio di cavolfiore, ma no, Mi pasticcio raccomando, il cavolfiore. pasticcio di cavolfiore, il Deve cavolfiore essere deve essere bello pasticciato bene. al dente. Al Mi presti una dente. forchetta? Non mi fate il pasticcio con il broccolo che Non fate il pasticcio diventa con il broccolo. una pastella. Che diventa una pastella. Posso un cucchiaio, assaggiare? un cucchiaio, No. un cucchiaio. Un cucchiaio, È un cucchiaio. confusionario, questo è il problema. Che Un cucchiaio, un confusionario. cucchiaio. Cioè tutto ciò che ferma il suo assaggio è confusione. È confusionario, guarda, salame, Vabbè. besciamella, Vabbè. cavolfiore. Ciao, arrivederci, poi mi devi spiegare perché io non devo assaggiare. Ancora sta cosa non l'ho L'ha capito. detto la produzione. Vabbè, la produzione ci parlerò. Vi saluto, arrivederci. L'ho Ci fatto vediamo. mettere nel mio contratto. E che cavolo? Spaghetti al cavolo viola, un cavolo cappuccio viola, 4 filetti di acciughe, uno spicchio d'aglio, 30 g di parmigiano o grana, 30 g di burro, sale e pepe quanto basta, olio evo quanto basta. Involtini di verza con riso, 6 foglie di verza, per il ripieno 200 g di riso arborio, 2 nodi di salsiccia, 100 g di mozzarella, 50 g di provola bianca, olio evo quanto basta, sale e pepe quanto basta. Pasticcio di cavolfiore, un cavolfiore, 100 g di salame, 100 g di provola piccante, sale e pepe quanto basta, olio evo quanto basta, per la besciamella 50 g di burro e 50 g di carne.